Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentornati, eccoci subito per una nuova interessante partita. La partita che vi propongo oggi è stata giocata qualche giorno fa all'interno della Coppa Campioni tra club. Sì, anche negli scacchi esistono questo tipo di competizioni. Con il bianco abbiamo il grande maestro Arnaudov e con il nero un giocatore abbastanza forte con 2430 punti di nome Stephen e Victor. La partita è iniziata così, quindi di 4 cavallo F6, cavallo F3 e a questo punto E6. Chiaramente il bianco non ha ancora mostrato le sue carte, siamo ancora all'inizio, non ha fatto capire al suo avversario come voglia sviluppare i suoi pezzi. E a questo punto gioca G3, che potremmo interpretare in questo modo. Diciamo che questa sequenza di mosse realmente il bianco la potrebbe giocare contro qualsiasi apertura, però è chiaro che ci sono delle risposte del nero, e adesso ne vedremo una, dove il nero deve cercare di conquistare il centro, perché il bianco ha fatto delle mosse che non stanno conquistando il centro. Quindi C5 è la mossa giocata in partita, una reazione abbastanza tipica, e dopo alfiere G2 il nero non fa altro che portare i suoi pedoni al centro, quindi arriva la cattura in D4. Questo pedone bisogna ricatturarlo, altrimenti il nero cercherà di difenderlo quanto prima. Il nero cerca quindi di proporre un cavallo C6, donna B6, alfiere C5, forse in alcuni casi E5, qualora il bianco lo permette, quindi il bianco qui lo cattura immediatamente. D5 sulla scacchiera, il bianco ha un cavallo fortissimo al centro ma manca dello spazio e qui decide di arroccare, e dopodiché arriva E5. Il cavallo è sotto attacco, si deve spostare, e vedendo con attenzione questa posizione ci accorgiamo che ci sono dei pro e dei contro, quindi vantaggi per il bianco. E potremmo dire il bianco qui è senz'altro il vantaggio di sviluppo, perché ha sviluppato due pezzi leggeri, quindi alfiere cavallo è riuscito già a arroccare, però c'è uno svantaggio evidente, che è la mancanza di pedoni al centro. Quindi in questa posizione diciamo che si è creato un piccolo squilibrio, e vantaggio di sviluppo per il bianco, vantaggio dalla conquista del centro da parte del nero. Quindi se il nero riuscisse a raggiungere la stessa condizione del bianco, quindi completare lo sviluppo, arroccare per una posizione più sicura, senz'altro avrebbe un gioco molto più semplice. Alfiere 6 giocata, cavallo C3, alfiere 7, il nero è già pronto ad arroccare. Quale potrebbe essere un modo per rendere questa arrocco un po' più difficile? Sicuramente una mossa come alfiere G5, perché cosa vuole fare alfiere G5 in caso di arrocca corto? Il bianco cattura il cavallo avversario, il cavallo era difensore del punto D5 e a questo punto chiaramente avremo 3 pezzi contro quel pedone, e allora il nero non può subito arroccare, e allora prima di arroccare gioca qualcos'altro, cavallo D7. Cavallo D7 ha l'idea che in caso di cattura del cavallo in F6 l'altro cavallo interviene e come prima il centro è tutto sotto controllo. La partita dunque continua, cavallo D7 sulla scacchiera. Qui è stata giocata una mossa molto, molto bella, molto interessante, che è cercare di attaccare il centro da parte del bianco il prima possibile. È chiaro che si potrebbe anche provare questa mossa, però il problema di questa mossa è che il nero continua a prendere spazio. Il nero gioca D4, il cavallo che si dovrà spostare probabilmente indietro. Non siamo più in grado da bianco di rallentare lo sviluppo del nero, perché qui il nero alla prossima arroccherà, dopodiché si ritrova con una torre da posizionare sulla colonna C, e qui il nero avrà senz'altro un gioco un po' più semplice. La mossa giocata in partita, anche molto bella, è questa qui, F4. F4 ha l'idea immediata di deviare il pedone E5 dal centro della scacchiera. In caso di E4 il bianco è soddisfatto, c'è una tattica, ma al di là di questa tattica, perché silenziosamente il bianco porta un pedone in F5, pezzo in più, l'alfiere in trappola, peccato, il bianco qui ottiene un vantaggio. Però al di là di questa tattica immediata che sarebbe vincente, concettualmente riuscire a bloccare un pedone arretrato, perché il pedone D5 potremmo considerare arretrato con un pezzo leggero, dal punto di vista strategico dà sempre buone opportunità. Quindi la partita continua così, dopo F4 arriva la cattura, e dopo la ripresa, ovviamente occhio, perché si vuole riproporre la spinta in F5. Come possiamo impedirla? Dovremmo spostare l'alfiere, però il problema è che l'alfiere svolgeva un ruolo difensivo, perché adesso il bianco ha comunque 3 attaccanti, il nero ha tolto uno dei suoi due difensori. Quindi arriva G6 sulla scacchiera, RH1, mossa di attesa, mossa silenziosa. Cerchiamo di togliere il re da una diagonale pericolosa, perché spesso potrebbe arrivare un controgioco su questa diagonale, e nel frattempo metto il mio re in una casa più sicura e mi preparo a creare una strategia.
che potrebbe anche essere quella di aprire il gioco, perché da bianco potremmo avere prima o poi l'intenzione di fare 4, di fare F5. Vediamo un po' come è andata la partita, perché effettivamente il bianco adesso riesce a prendere quell'iniziativa che il nero non riesce più a contrastare. Arriva cavallo D4. Chiaramente, se serviamo questa mossa e immaginiamo che il nostro re si trovi ancora in G1, potremmo subire questa donna B6 che potrebbe essere fastidiosa, perché in quel caso potrebbe inchiodare sia il cavallo, ma guadagnare anche un tempo contro il pedone non difeso. Cavallo D4 vuole rompere la struttura dell'arrocco del nero con F5, ed effettivamente nel giro di poche mosse arriva proprio questa spinta. Alfiere G4 sulla scacchiera, la donna si sposta, F5 è la mia idea aperta del bianco, quindi cavallo C5, donna si sposta ancora, occhio perché si sta minacciando alfiere per cavallo difensore dell'alfiere di case bianche, quindi si sta minacciando di guadagnare un pezzo. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Donna D7 difende l'alfiere, ma in realtà arriva tra poco quella spinta già annunciata, e donna H4 sta minacciando il cavallo difensore. Il cavallo in questo caso viene difeso dal re, e adesso finalmente arriva, come in tutti, diciamo come in tutte le favole, arriva questa soluzione finale. Diciamo il piano iniziale effettivamente riesce a concretizzarsi con questo lieto fine, quindi F5 sulla scacchiera, ma vediamo un po' che cosa accade, perché F5 sta minacciando immediatamente un pezzo. Adesso vi propongo una mossa qualsiasi, il nero fa una mossa lenta, beh, io catturo, e come vedete questo alfiere non è più difeso, perché in questo caso la donna non mantiene più il contatto con l'alfiere di case bianche, e allora bisogna probabilmente eliminare questo pedone. Però il problema è che se io lo eliminassi così, anche qui c'è una tattica vincente, e ve la propongo immediatamente con la cattura della torre. E quindi la torre cattura l'alfiere, lui riprende. A questo punto scacco, il re si allontana e alfiere per F6 ci dà già l'idea di avere una posizione vinta. L'arrocco del nero è abbastanza scoperto, ovvero che abbiamo 2 pezzi per la torre, però abbiamo tanti pezzi che si possono coordinare in attacco, e non dimentichiamo che poi col senno di poi quel re H1 è così utile perché lascia spazio anche alla torre bianca che potrebbe andare in attacco. E allora in partita dopo F5 serve mantenere la difesa dell'alfiere. H5 sulla scacchiera, ma arriva H3 e l'alfiere in trappola. Alfiere per pedone F5, sacrificio di torre, e adesso vediamo perché e quale può essere l'idea. È un po' diverso rispetto a prima, perché è chiaro non abbiamo più l'ingresso con la donna in H6. Ciò non toglie che abbiamo l'idea di prendere il F5 col cavallo. In questo momento non è possibile, la donna D7, la D7 purtroppo per noi, ma per fortuna per il nero, controlla ancora la casa F5, e allora mi serve un altro attaccante. Arriva la torre F1, idea, ok, la freccia punta male, torre F1, idea, cavallo F5, re G6, andiamo in difesa anche se in realtà non difende nulla, e torre per F5 e sta creando una nuova minaccia. Torre per F5 sta minacciando alfiere per F6 vincente, combatto a seguire, e l'unico tentativo che resta da fare è quello di sacrificare la donna. Vediamo per quale motivo. Il nero in difficoltà sacrifica la propria donna per cercare di togliere pezzi dalla scacchiera, però effettivamente se vedete qui il materiale è abbastanza favorevole al bianco, perché qui il bianco ha una donna per o meglio, dal punto di vista materiale abbiamo una donna per 2 torri, e per certi versi il nero potrebbe essere soddisfatto, però sempre dobbiamo fare attenzione, perché finché i pezzi non sono coordinati tra loro, allora la situazione è chiaramente vantaggiosa per chi ha la donna. Alfiere per F6 sulla scacchiera, salta il primo pedone, donna per H5 scacco, e anche qui ci sono delle minacce importanti, perché se il re si nascondesse in E6 cercando un tentativo di fuga abbastanza improbabile, arriva comunque una cattura in D5 che sarà risolutiva. Donna per D5 in questo momento vincerebbe subito, perché cattura un cavallo, e adesso non è più una donna per 2 torri, ma donna cavallo per 2 torri, quindi anche dal punto di vista materiale saremo soddisfatti. Donna per H5, alfiere qui, H4 chiaramente l'alfiere è inchiodato, quindi donna per G5 l'idea, alfiere H3 o comunque altre mosse del genere potrebbero essere nell'aria. Infatti cavallo 6 prepara, cavallo 6 vuole difendere, alfiere H3 scacco lì nell'aria, e c'è una contro tattica da parte del nero, perché in caso di pedone per G5, che sembra una mossa naturale, beh, ho guadagnato un alfiere, e purtroppo a torre H8 cambia l'esito dell'incontro, perché adesso la donna è inchiodata
e chiaramente anche dal punto di vista materiale il nero otterrà un vantaggio. Quindi cavallo E6, alfiere scacco, il re si sposta ed ecco finalmente la cattura dell'alfiere, però col pedone, in questo caso è scacco, il re si sposta ancora, adesso non resta altro che intrappolarlo ed effettivamente qui è già abbastanza in trappola. Alfiere F5 probabilmente porta al matto, così come cavallo D5 la mossa della partita che chiaramente minaccia due ingressi. E allora in questa posizione il giocatore con il nero, tale Victor Stefan, decide quindi di abbandonare, di arrendersi. Rivediamo subito come è andata la partita, quindi D4 cavallo F6, cavallo F3. Il bianco ha giocato in modo molto interessante, ha ceduto spazio all'avversario al centro per poi cercare di recuperarlo un po' più avanti. Quindi in questa situazione è chiaro che dal punto di vista del vantaggio di sviluppo il bianco è soddisfatto, ma dal punto di vista strategico effettivamente il nero ha il controllo totale del centro. La partita dunque è continuata in questo modo, F4 una mossa molto bella con la chiara intenzione di indebolire immediatamente il centro avversario, e dopo la cattura arriva la ripresa. La minaccia è chiara, la minaccia è quella di voler riproporre il pedone bianco in F5 e dando fastidio all'alfiere di case chiare. La partita continua, Re H1 è una mossa utile per questo momento, ma anche un po' più avanti vedremo quanto è forte perché minaccerà anche delle reti di matto. E il gioco del bianco è quindi diciamo all'attenzione e si coordina contro il cavallo difensore della Rocco, quindi sulle case nere, e a questo punto arriva la continuazione. F5 sulla scacchiera, F5 era l'idea che il bianco voleva realizzare tante mosse fa, che poi alla fine porterà alla vittoria, perché a questo punto dopo F5 si minacciava comunque l'apertura della colonna F, il sacrificio di qualità da parte del bianco è giustificato dal nuovo ingresso con cavallo F5, e a questo punto il nero dal punto di vista pratico ha fatto la scelta di sacrificare la donna per torre e pezzo. Purtroppo per lui è comunque tardi perché è caduto in una rete di matto dove comunque il materiale è perso. A questo punto donna a casa e scacco, il re si sposta, il cavallo per D5 la mossa giocata in partita, il bianco vince. Questa è una partita molto creativa, dinamica e come vedete anche cedere dello spazio in apertura può essere giustificato poi dal saper prendere l'attività con i propri pezzi. Spero che questa partita vi sia piaciuta, come sempre nella descrizione del video qui sotto trovate maggiori informazioni e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!